Questo è l'invito principale da fare ai cittadini, l'invito principale è di andare a votare, di andare tutti a votare, non possiamo permetterci di andare a votare meno del 50% della popolazione, quindi l'invito è senza dubbio questo e di nuovo l'invito ad approfondire, a conoscere, a cercare di conoscere i candidati, il programma e quant'altro. Noi siamo a disposizione completa dei cittadini. A pochi giorni dal ballottaggio, il messaggio dei contendenti al Colle delle Capre è soprattutto questo. Del resto, Feltre è stata la città con una delle minori affluenze in Veneto. Ci sono quindi in linea teorica tanti voti in libera uscita. Lo sa benissimo Adis Zatta, candidato per il centro-sinistra, che domenica 12 si è fermato al 45% contro il 47,28% di Viviana Fusaro. Una differenza contenuta che rende la partita particolarmente interessante e vissuta. Lo stesso Zatta vuole giocarla senza parentamenti con le altre liste rimaste escluse al primo turno, che complessivamente avevano raccolto circa 700 preferenze. Ma noi siamo stati coerenti sin dall'inizio, l'abbiamo dichiarato pubblicamente, abbiamo avuto il massimo rispetto per gli elettori della Forlì e anche di Serrangeli, disponibili a parlare sui temi, ma restiamo con la nostra visione città e soprattutto non ci sembrava corretto anche per il nostro elettorato scambiare poltrone per voti. Zatta, che torna anche sul mancato confronto con la sfidante, già motivato da Fusaro, tra le altre cose, per assenza di tempo, ultime tensioni di una campagna elettorale al capolinea, il cui risultato è tutto da scrivere. Noi siamo sempre disponibili al confronto, noi crediamo che i cittadini abbiano tutto l'interesse e tutta la voglia di conoscere meglio i candidati sindaco, la squadra, i contenuti del programma, quindi secondo noi il confronto è il sale della democrazia. Abbiamo ribadito sin dal primo giorno la nostra disponibilità e siamo ancora disponibili su qualsiasi tema.